Louis Armstrong, Tracy Chapman, Joe Cocker, Stevie Wonder, Battisti. Una sera diversa per gli ospiti del dormitorio pubblico di Viale Ortles. Sono in molti al di sotto dei 30 anni, molti giovani stranieri senza casa, tra il pubblico al concerto di musica leggera di Nicolò Urru, Marco Tudino, Antonio Lotta, Marco Pin e della vocalist Aldin Kelly, con i loro strumenti e l'impianto di amplificazione prestato dal Teatro alla Scala. Ma basta poco perché allo spettacolo si aggiunga, si sovrapponga quello dell'entusiasmo ebbro di Roberto, ex pugile, che amerebbe ascoltare Celentano e la Pavone e a tratti imita lo slang americano, perché sulla scena in primo piano siano le prove di danza della signora con lo scialle e di Patrizia. Ecco Patrizia, diverso tra emarginati, e così ci si scopre a stupirsi che qui, al dormitorio pubblico, la normalità possa distinguere e quindi ironizzare su altra normalità. E forse significa che questa presunta normalità è solo un angolo di quotidianità sfuggito per qualche piccola o grande tragedia alla presunta normalità, di cui soltanto enfatizza le deviazioni e conserva i pregiudizi, dove un diverso è tale anche per chi, fuori di qui, è considerato dagli altri differente.